Buonasera cari telespettatori e bentornati all'appuntamento, l'approfondimento serale con iReporter per te con il gruppo editoriale TV7. Vi ringrazio sempre perché siete in nostra compagnia e ci scegliete tra le tante offerte insomma, del territorio. Con noi ancora una volta ad assisterci nei nostri approfondimenti Alessandra Stivali della segreteria della CGIL di Padova. Vi anticipo, come sempre stile mio personale fare, le due tematiche che toccheremo questa sera. Si parlerà dello smembramento purtroppo a rischio dello IOV, che è un'eccellenza del nostro territorio e voi mi conoscete da tempo, sapete che ho sempre parlato in maniera positiva di questa eccellenza e soprattutto sono debitore perché l'ho vissuta sulla pelle l'esperienza IOV e ci sono delle persone fantastiche all'interno di queste strutture ospedaliere. Si fa sempre presto in Italia a criticare, ma ci sono tanti angeli e per me allo IOV ce n'è veramente un nutrito gruppo. Successivamente 15 anni rifiutato a scuola. Capiremo una vicenda molto particolare, ci sarà proprio la mamma di questo quindicenne qui con noi, l'avete letto magari sui giornali di oggi e ci addentreremo insomma in questo approfondimento molto delicato. Stivali, grazie di essere qui. Partiamo con una tematica veramente particolare anche questa, a cui invito i nostri telespettatori a porre domande o a dire la propria testimonianza. 049 80 777 57. So, perché sono stato appunto là dentro, molti tra noi sono debitori, ricordiamocelo anche in queste piccole occasioni. Testimoniate, dite la vostra, vi prego, mai come questa sera vi chiedo di intervenire, raccontateci se vi fa piacere quello che gli angeli, per me sono così, hanno fatto per voi, per i vostri cari, anche se a volte poi il destino si è accanito e non si è conclusa magari la vostra vicenda in maniera positiva come lo è stato per il momento per me. E queste persone stanno rischiando il posto di lavoro e tanto altro. Prego Alessandra. Sì, beh, una precisazione. Ad oggi non rischiano il posto di lavoro i dipendenti dello IOV, lo dico perché potremmo dare delle indicazioni non corrette, ma rischiamo il fatto che un istituto oncologico veneto di eccellenza come quello che tu prima descrivevi stia subendo delle trasformazioni che a nostro avviso sono trasformazioni che vanno contro la legge istitutiva di questo istituto, che richiede invece, proprio per la tematica che affronta di carattere sanitario, una ricerca di alto livello, una sanità di alto livello che ha dimostrato nel tempo di rappresentare e sono state prese delle decisioni in quest'ultimo periodo che vanno contro la legge del 2005 con l'istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto, il raccordo con l'azienda ospedaliera e la ULSS 16. Sappiamo che è una struttura che dipende direttamente dalle decisioni della Regione Veneto, ma noi pensiamo che nel nostro territorio possiamo far sentire la voce di tante persone, come giustamente ricordavi tu, che purtroppo per malattie di carattere oncologico si sono dovute rivolgere a questo istituto. Cosa sta succedendo? C'è anche da dire che non solo il nostro territorio, visto che è un'eccellenza a questo livello, arrivano da tutta Italia, rimarchiamolo questo. E poi, per la piccola precisazione iniziale, mi viene poi da chiedere, ma noi sappiamo che c'è uno smembramento, quindi si sta rischiando che buona parte finisca a Castelfranco, Veneto, a Verona, una parte rimanga qui, ma io mi chiedo, ma se una persona non può spostarsi lavorativamente perché ci sono dietro delle famiglie e questo potrebbe creare tensioni, creare squilibri delicati, sono cose personali delicate, si può anche magari arrivare alla decisione di licenziarsi, per quello dicevo rischio posti, perché non è sempre facile, allora tu vai qui, tu vai là e tu vai là. Ma c'è un'organizzazione magari dietro della famiglia, allora facciamo amore che tu alle 4 vai a prendere, porti il figlio, cioè sembrano scemate, ma non è così, sono il diritto alla vita che ogni famiglia, ogni nucleo o anche un single ha come diritto, per quello sostenevo questo. Ti dirò di più, quello che noi stiamo anche sostenendo come organizzazione sindacale e oggi sono uscite anche le categorie unitariamente di rappresentanza dei lavoratori
dello IOV è anche il fatto che comunque qui si sia investito su professionalità, competenze, ricordo, ricerca, perché questo è l'elemento essenziale, il raccordo con l'Università di Padova, e ad oggi è tutto messo in discussione. La cosa interessante è che è messa in discussione in relazione a un piano sociosanitario regionale che dice tutt'altro, che è la legge guida per la sanità veneta e anche per il sociale, e nel frattempo è stato approvato un atto aziendale, cioè come dire, la regolamentazione interna dell'azienda, in questo caso dell'istituto, che invece indirizzava risorse, competenze e professionalità per implementarlo. Successivamente vengono fuori alcune delibere che chiedono che inizialmente il registro tumori, che è la banca dati fondamentale di questo istituto, vada in un'altra parte del territorio. Dove? Diciamo proprio nei vari dettagli, insomma, allora, se riusciamo... il registro tumori è finito a Castelfranco. Esatto, lo ricordiamo. E invece la ricerca, il reparto di ricerca, dovrebbe andare a finire ad Arzignano. Allora, qui entra anche in gioco la questione dei dipendenti, cioè i dipendenti dello IOV, se dovranno, come dire, andare in comando, come viene detto, verranno messi in comando verso la direzione di Arzignano. Ma l'altra cosa che noi sosteniamo come organizzazione, come CGIL, è che in un momento in cui si parla di spending review, cioè di revisione della spesa, di razionalizzazione, di riorganizzazione del sistema pubblico, noi stiamo invece duplicando, se sarà come dire, un doppione, oppure smembrando, quindi creando ulteriori strutture, quando invece l'idea è quella di accorpare, di riorganizzare, di far sì che la Avrete struttura... avuto qualcuno, insomma, a cui domandare questi, insomma, dubbi, i perché, i per come? Che risposte avete avuto? Se non sbaglio è a Verona che andrà, ci sono le sale operatorie, quindi le operazioni, questo giusto? Questo si dice, no, gira questa c'è una voce. trattativa in atto, e per questo noi, proprio perché vi è una trattativa, o meglio un confronto più che trattativa, abbiamo voluto far conoscere alla cittadinanza padovana e al nostro territorio quello che sta avvenendo, perché questo è il momento nel quale possiamo ragionare anche coi cittadini. Un altro ruolo fondamentale su questo problema, che per noi è un problema non solo, ricordo, importantissimo, dei dipendenti, delle professionalità e come dire, delle persone che direttamente mettono a disposizione il loro lavoro per tutelare queste patologie, le persone affette da queste patologie, ma ricordiamo che è un servizio pubblico, che vuol dire un servizio sanitario rivolto alla collettività, e quindi i sindaci del nostro territorio cosa ne pensano? Non solo chi si appresta, no, alle elezioni comunali, e insomma questo sta avvenendo in questi giorni, ma anche tutto il territorio dell'ULSS 16. Noi abbiamo l'ULSS più importante del Veneto per il numero, la diffusione, come dire, di abitanti pro capite. Vorrei dire, ci sarà un interesse della conferenza dei sindaci a che questo istituto rimanga in questo territorio. Noi non ne facciamo una questione di campanile. Diciamo invece è importante che se c'è un'università di eccellenza come quella di Padova, che è riconosciuta a livello nazionale, se c'è un'azienda ospedaliera come la nostra, che è un punto di hub fondamentale, come dire, di alta specializzazione, non capiamo questa scelta. La vediamo solo una scelta, come dire, di carattere politico più che di indirizzo organizzativo e di Stivali, lei ha toccato appunto un tasto dolente, il fatto della politica dietro a un'istituzione come quella che è lo IOV. Quindi voglio capire perché e gli interessi, qualche risposta se la sarà data, ve la sarete data, e soprattutto come funziona il tecnicismo? C'è qualcuno al vertice della regione che decide dall'oggi al domani, allora funziona così e si parte? Abbiamo una telefonata, okay. Sentiamo un attimo, perdoni l'interruzione. Allora, voi conoscete come lavoro io, quindi non dico mai nomi e cognomi quando ci sono tematiche molto delicate. Non voglio violare la privacy e ho promesso, scusate, a chi interveniva questa sera di tutelare la personale privacy. Sappiate, dico solo che è una lavoratrice dello IOV. La ringrazio per aver accettato, insomma, la nostra richiesta come testimone. Buonasera innanzitutto.
Buonasera. Volevo capire semplicemente, noi stiamo dibattendo sul rischio smembramento dello IOV, quali personalmente potrebbero essere le ripercussioni. Io non so se lei conduce una vita familiare che poi possa venire intaccata da questo smembramento, oppure che cosa vi è stato spiegato all'interno dello IOV, se ne parla, c'è confusione, oppure c'è timore perché comunque non ci si vuole insomma esporre. A lei la parola. Beh, adesso non c'è stato spiegato niente, quello che noi sappiamo l'abbiamo saputo dalle notizie che sono apparse sulla stampa. È ovvio che noi un po' siamo preoccupati per i cittadini perché eravamo arrivati adesso ad essere un po' a regime sia con i macchinari che con tutta la struttura a disposizione. Il fatto di vedere che ci sia la possibilità che questo servizio venga smembrato e in un momento in cui sappiamo benissimo che i tagli ai bilanci degli enti pubblici sono forti, la paura è che non ci siano risorse da mettere a disposizione per eventuali nuove assunzioni, che noi siamo costretti a smembrarci, ad andare a lavorare a Castelfranco e che si perda anche un po' quella professionalità che abbiamo acquisito finora, nel senso che non abbiamo nessuna certezza. Il fatto di essere qui a Padova vicino all'università, che è comunque un grosso centro di ricerca, dava sicurezza un po' a tutti noi, ecco. Le ricadute sì, sono per noi lavoratori, ma probabilmente anche per i cittadini, perché non si capisce bene come sarà organizzato questo servizio, che cosa mi rimarrà a Padova, che cosa andrà a Castelfranco. Ecco, quello che noi visto che c'è questa confusione, le chiedo, visto che c'è questa confusione, internamente non vi siete attivati per avere delle risposte? Insomma, è da tempo che purtroppo se ne parla, lei lo ha testimoniato dicendo noi dalla stampa ci siamo pian pianino accorti di questi insomma, cambiamenti possibili futuri. E come mai però c'è un tacito insomma, silenzio interno? Se così è, mi può anche smentire logicamente. Non è che ci sia un silenzio, perché noi tramite i nostri rappresentanti sindacali esatto, come sosteneva, come stava dicendo appunto la Stivali. Quindi, ci stiamo attivando tramite le nostre rappresentanze, tramite la CGL e CISL UIL di Padova, quindi non è che, è ovvio che non è che ogni dipendente va a chiedere, siamo rappresentati e quindi seguiamo i canali che si seguono, insomma, tramite i nostri rappresentanti nel sindacato. Per il cittadino, oltre alla professionalità, adesso è proprio un discorso futile il mio, c'è anche il fatto di dover girare il Veneto alla fine, mentre prima si aveva bene o male tutto radunato nello stesso plesso, anche se suddiviso un pochino con l'azienda ospedaliera e il vecchio Busonera, insomma. Sì, certo, può essere anche positivo il fatto di avere un altro punto di riferimento, però non è che sia un altro centro, è sempre lo IOV che viene spezzettato. Sì, no, invece a me personalmente, io esprimo la mia, a me fa più comodo avere tutto lì a portata di mano che dover andare, magari so che sono patologie differenti, verranno toccate purtroppo cose completamente differenti, però purtroppo a volte nella vita non si sa mai, a qualcuno meno fortunato potrebbe capitare di dover andare da una parte e poi essere spostato da un'altra, e questo sappiamo anche nel quotidiano diventa una difficoltà incredibile quando è tutto accorpato, figuriamoci andare da una città all'altra, giusto? Sì, anche perché non sappiamo che cosa si sposti, cioè abbiamo il day hospital, abbiamo le terapie, abbiamo gli ambulatori, abbiamo vari servizi che sono comunque collegati l'uno con l'altro, non è che ognuno opera a compartimenti stagni, certo, quindi esatto. Può essere veramente disagevole non solo per noi come dipendenti che magari ci vediamo costretti a cambiare sede di lavoro, ma anche per i cittadini che magari si vedono costretti ad andare a fare la visita lì
il day hospital da un'altra parte e la terapia da un'altra parte ancora. Le posso chiedere, lei mi può dire no Emiliano, fatti gli affari tuoi, lei ha famiglia e questo nel caso, io mi auguro che non sia, potrebbe sconvolgere anche tutta l'organizzazione? Beh certo, io ho 2 figli, un marito che lavora, quindi è ovvio che conciliare la famiglia col lavoro già non sempre è facile per una donna. Certo, per quello gliel'ho chiesto. Dico una stupidaggine, la mia è una domanda proprio stupida, però la viviamo e lo capisco sulla propria pelle, nel senso, se le dicessero, faccia tutti gli scongiuri, io auguro che le sigle invece riescano a bloccare il tutto, se le dicessero, cara signora, lo sa, lei deve essere ubicata in quel di Verona, come reagirebbe, le chiedo? Ma sa, se mi dicessero tu vai a lavorare a Verona, però ti diamo uno stipendio che ti possa dare una soddisfazione, una progressione di carriera, un riconoscimento, uno magari si organizza la vita anche in modo diverso. Ho capito, quindi lei è possibilista. Andare a lavorare a Verona con gli stessi soldi e andare avanti e indietro e perdere 2 ore e mezza al giorno di spostamenti e a parità di stipendio, è ovvio che ti cambia, che ti sconvolge un po'. In negativo. La ringrazio, un saluto e buona cena. Arrivederci. Lancio la pubblicità e dopo continuiamo a dibattere sulla questione. Sembrano sciocchezze, però effettivamente no? Certo. Ti cambia tutto. Lo spostamento da un posto all'altro lavorativamente ti può stravolgere completamente la vita. Pubblicità, noi vi aspettiamo.